mi chiamo Nancy e sono pronta a sbarcare sull'isola dei famosi. Fa piacere Nancy. Fabrizio, mi chiamo Fabrizio e sono pronto a sbarcare sull'isola Iglilla Canisciuni e Sapa. Sono la prima cantante neomelodica che partecipa all'Isola dei Famosi e per me è una doppia soddisfazione. Sono il primo sparagnatore che partecipa all'isola Iglilla Canisciuni e Sapa e per me è una bella soddisfazione. Sono 13 anni che mi esibisco sulle varie piazze della Campania e non solo. Sono 13 anni che sparagno con Menu Paz qui in Campania e non solo. E vorrei dare soddisfazione alla mia Napoli, al mio genere, ai miei colleghi, visto che metà dell'Italia ci discrimina e ci giudica. Vorrei dare soddisfazione al mio genero e ai miei colleghi e a tutti i clienti dell'MD, visto che metà dell'Italia ci discrimina e ci giudica perché accattiamo roba pazzotto. Sono tante paure che comunque mi porterò dietro e ci sono delle fobie che mi porto dietro ma da anni. Sembra un po' ridicola la cosa, però ho paura dello squalo. Sono tante paure che mi porterò dietro e ci sono fobie che mi porto dietro ma da anni. Sembra un po' ridicola come cosa, ma ho paura delle marche, dei prodotti originali. Anche se non c'è, vabbè, anche a Napoli di solito non c'è. Ci sono stati dei casi dove hanno trovato delle pinne, delle cose. Anche se non la compro. A Napoli ci sta la roba originale, però per fortuna c'è sta pure la Pozzuttam. Ci sono stati casi in cui hanno provato a farmi comprare delle firme, ma non è stata cosa. Anche se mi giro, anche se sto a riva, mi guardo intorno perché ho paura che all'improvviso spunta questa pinna. Anche se sto in giro, anche se sto a Resina, ogni tanto mi guardo intorno perché ho paura che spunta all'improvviso una firma. Da piccolina ho visto dei film, Squalo 1, Squalo 2, 3, 4, tutto. Da piccolino quando ho visto quel film Il diavolo veste Prada, mi sono proprio traumatizzato perché poi che la roba originale, mamma mia, guarda, meglio che non ci penso. Va. Spero che questa esperienza possa aiutarmi a liberarmi di questa fobia, anche perché ho un bimbo di 5 anni e quando andiamo al mare lui mi prende in giro e dice mamma dai che non ci sono gli squali e io voglio tuffarmi, e tu non mi porti. Spero che questa esperienza mi possa aiutare a liberarmi da questa fobia, anche perché sono sposato da 5 anni e mia moglie quando andiamo al centro commerciale mi prende in giro. Infatti l'ultima volta voleva che io comprassi un paio di scarpe Adidas e invece io preferì comprare queste Adasdas. Il cibo che mi mancherà di più è tutto. Il cibo che mi mancherà di più è a roba dell'MD, ovviamente. Sicuramente non poter iniziare la giornata come sotto dei buondì, i miei fedelissimi bonjour, non sarà semplice. Perché si sa, il buongiorno si vede dal mattino. Nancy, mi raccomando, sii forte, sii bella carica e anche perché dovrai dimostrare all'Italia intera che a Napoli siamo duri, siamo forti e che ce la faremo. Fabrizio, mi raccomando, sii forte, bello carico, anche perché dovrai dimostrare all'Italia intera che noi sparagnatori siamo duri, siamo forti e sparagneremo. Seguite la mia avventura su isola.mediaset.it e sull'app Mediaset, mi raccomando. Un bacio, da Nancy. Seguite la mia avventura su isola.merdaset.it o .com, come volete voi insomma, e sull'app Yanura. Mi raccomando. Un bacio, Fabrizio.